Siamo in una fase particolarmente critica in cui è necessario un cambiamento nella prospettiva, nel progetto politico dell'Unione Europea. Il 2014 sarà un anno di svolta sicuramente. La cosa importante, io credo, sia quella di riuscire soprattutto a comunicare meglio qual è la chance di sviluppo che offre l'Unione Europea, soprattutto ai territori, alle regioni e alle città. Diciamo che il processo di globalizzazione sta mettendo in crisi profondamente le politiche degli Stati nazionali sovrani. Questo crea essenzialmente un problema di crisi di identità, di riferimenti, e quindi rifugiarsi nei nazionalismi o nelle identità più tradizionali e più strutturate per il passato è più facile, così come nella dimensione locale dell'identità veneta, per esempio, è più facile. Il punto è riuscire a immaginare una prospettiva in cui la dimensione locale diventa la base di partenza per ragionare in prospettiva europea, quindi con una visione il più possibile legata con l'idea di valorizzare la propria specificità in una prospettiva di confronto, di cooperazione e competizione nel contesto europeo. Se l'Unione Europea significa spread, sicuramente siamo tutti abbastanza scettici verso questo tipo di Europa. Non è questa l'Unione Europea dal punto di vista politico, però voglio dire, dipende un po' da quello che guardiamo. Se noi guardiamo le politiche dell'Unione Europea, in particolare la nuova programmazione 2014-2020, ci sono tante opportunità che devono essere colte. Il problema, io credo, sia essenzialmente un fatto di cultura e di competenza specifica rispetto a quello che l'Unione Europea offre. Probabilmente è un problema proprio di che cosa viene comunicato dall'Unione Europea. Dipende molto anche da voi giornalisti quello che si riesce a comunicare. In questi giorni si stanno svolgendo 60 incontri promossi dalla Commissione Europea, non solo in Italia ma anche negli altri paesi. Ma per quanto riguarda l'Italia, 60 incontri, questo di Padova è uno di questi. Per parlare di cosa? Per fare il punto del futuro dell'Unione Europea in un momento cruciale. Il 2014, ricordiamo, è un anno particolarmente importante. Parte la programmazione 2014-2020, 1.000 miliardi a disposizione degli Stati membri, un sacco di soldi da spendere bene soprattutto, perché poi il treno che arriverà dopo il 2020 non sappiamo come sarà. E poi altri appuntamenti, ricordiamo che il 25 maggio ci saranno le elezioni europee, ci sarà il semestre di presidenza di turno dell'Unione Europea da parte italiana, quindi dal 1 di luglio al 31 di dicembre. E poi la Commissione Europea col suo importante ruolo sarà rinnovata nel mese di novembre e ricordiamoci che siamo alla vigilia dell'Expo del 2015 a Milano, un appuntamento, una vetrina importante per l'Italia, ma non solo, ma importante per tutta l'Europa. Quindi oggi a Padova e in tutta Italia negli altri incontri si parlerà proprio di capire cosa serve per rendere compiuta questa Unione Europea. Oggi noi il titolo dell'incontro l'abbiamo definito proprio l'Unione Europea questa incompiuta, e quindi cerchiamo di capire cosa serve per renderla compiuta. Noi come Commissione Europea abbiamo chiesto agli Europe Direct, che sono le nostre rappresentanze sul territorio, di organizzare dibattiti come quelli di stamattina un po' su tutto il territorio nazionale. Per noi è molto importante innescare un dibattito in ogni regione che chieda ai cittadini non tanto se sono contenti dei fondi comunitari o dei tipi di progetti, certo anche, ma se nel complesso l'Europa che c'è oggi è un'Europa in cui si riconoscono. È essenziale farlo adesso, è essenziale farlo a ridosso delle elezioni europee, che è un momento cruciale, irripetibile, per poter riagguantare, se volete, il tipo di identificazione che i cittadini hanno nell'Europa e che sta scemando. Noi sappiamo che dai dati dell'Eurobarometro abbiamo la consapevolezza che l'Italia e gli italiani, i cittadini italiani, stanno abbandonando in maniera drammatica rispetto a quello che è storicamente l'atteggiamento italiano, la loro adesione nei confronti dell'idea di Europa e della necessità di integrazione europea. Per noi era assolutamente il momento di venire qui oggi, come in altri posti d'Italia ovviamente, a innescare un dibattito che chiede
che cosa ti va e che cosa non ti va dell'Europa che c'è e spiegare che c'è uno strumento essenziale che è quello del voto per le elezioni europee del 25 di maggio per poter colorare politicamente anche quelle che sono le politiche europee, che non è vero che vengano dagli eurocrati di Bruxelles, non è vero che vengano dagli europeisti o di chissà quale persone senza controllo, ma c'è un voto che si può dare ad un Parlamento europeo eletto da tutti i cittadini d'Europa che determinerà e sarà determinante per decidere il corso, io dicevo prima il colore e la forma delle politiche europee. Venire qui ad ascoltare, abbiamo visto che ci sono evidentemente molto disincanto anche nella platea di studenti e di operatori veneti che abbiamo qui presenti, ma anche una disponibilità ad ascoltare e a capire che l'Unione Europea oggi la puoi leggere con le stesse lenti con cui leggi e ti incavoli oppure plaudi ai governi nazionali.